Allora, questo è il quarto incontro. Questi incontri hanno il senso di rispondere alla domanda da dove veniamo e dove andiamo, quindi hanno un senso di fare il punto per vedere il passato in funzione del futuro, e quindi qui ci saranno delle analisi e anche delle proposte, sempre. L'abbiamo fatto con l'economia, prima volta, l'abbiamo fatto con la politica, la seconda, politica dall'alto, diciamo, dal basso, scusate, con la Marianella, poi l'abbiamo fatto la terza con Marco, la politica dall'alto, cioè come funziona la storia italiana. Io penso che queste relazioni, se andate a vederle, sono tutte veramente interessanti, veramente, cioè quella di Francuccio Gesualdi per me è stata straordinaria, veramente, la prima, e anche tutte le altre. Quella di Marco sentivo tutti che dicevano, ho capito un sacco di cose, cioè sono relazioni che danno contenuti. Le trovate su YouTube nel canale Amico Albero, perché Chicco Brunello, che è il nostro video manager, o make, ma manager è di più, lui ha il suo canale che si chiama Amico Albero, e lì dentro trovate tutta la storia di Mestre degli ultimi 20 anni o forse anche di più, e poi trovate anche queste cose interessanti. Oggi è la quarta, il tema è l'urbanistica, Corrado Poli ha già lavorato, ha già presentato altri suoi materiali anche con noi, addirittura a Rovigo una volta, insomma, e abbiamo pubblicato anche un suo libro, perché è stato negli Stati Uniti e ha avuto la fortuna di abitare in un paio di città che erano straordinarie dal punto di vista della democrazia, più o meno, Seattle e l'altra, Portland. Insomma, un libretto che abbiamo ancora in Ecoistituto, ne abbiamo ancora alcune copie di 30 libri, interessantissimo, scritto però 20 anni fa, o 30, ecco, forse 30, ma secondo me letto adesso va benissimo uguale, perché ti fa vedere come, se una città vuole, può veramente far partecipare i cittadini, cosa che ha molto sottolineato Marianella, viene a dire Piazzolino, si chiama Sclavi, e la Marianella Sclavi facendo vedere la città di la città di Lione, sì. Ha fatto Nantes, la città di Nantes. Allora, il senso di questi incontri non è quello di dire che bello ho imparato, è quello poi di dire cosa faccio io. E io cosa faccio? Perché ogni incontro ha una finale che è, allora io posso fare qualcosa. Il senso non è strettamente politico, ma insomma è politico. Corrado, la seconda parte, seconda ora, Corrado avrà tempo soltanto 45 minuti, ma avrà anche la possibilità di fare un paio di domande. Nella seconda parte sfonderemo un po' le 2 ore, vediamo un video, ma lo vedremo male perché non si riesce col proiettore, vediamo un video che poi verrà mandato a casa a tutti, sentiamo il video, ricordiamoci che anche solo sentire, come è stato con Francuccio Gesualdi la prima volta, l'abbiamo sentito da lì, da Pisa, e abbiamo capito un sacco di cose, anche se qui si vedrà un po' le ombre del video, e poi ve lo godrete a casa. Laura è quella che ha fatto il video, Capellesse qui, e questo video riguarda Stefano, che è l'intervista a Stefano, una parte di una lunga intervista di cui alcuni pezzi sono già stati visti. Chi è andato a Venezia a San Leonardo 3 settimane fa, sempre anche quella volta in occasione della presentazione del libro di Stefano, perché è uscito un libro su Stefano che molti di voi hanno ricevuto gratis perché è stato regalato. Questo invece è un libro che ha dentro un sacco di materiali che Stefano ha elaborato e che poi altri di Italia Nostra hanno sintetizzato, e questo libro viene presentato per la seconda volta, la prima volta era a Venezia, appunto in conseguenza anche del video che presentiamo. Prima vediamo il video e poi presentiamo 2 parole, le dirà Carlo Giacomini. Carlo non è capace di dire 2 parole, ma ne dirà 3, e 2 parole le dirò anch'io. Questo costa però 30 euro, perché è un libro, lo vedrete se lo maneggiate, che è un libro di quelli proprio di qualità. La parola a Corrado Poli, che non è, ho detto, un urbanista, ma addirittura ha trattato un tema che è l'isola della Giudecca, che più urbanista di così non poteva essere, come fosse una, se vuoi dirlo, un'utopia, ecco. Quindi è una cosa. Corrado, se vuoi iniziare. Sì, intanto
Sì, adesso lo accendo. Intanto si sente? Sì. Bene. Intanto ringrazio per l'invito e sono veramente contento quando posso parlare a un gruppo come noi che vabbè, andiamo avanti. Ringraziamenti a tutti e in particolar modo a Michele che mi ha invitato. Ora ha detto giusto Michele dicendo io non sono un urbanista che viene di origine dell'architettura, io come affiliazione accademica ero perché sono in pensione abilitato all'insegnamento della geografia politica ed economica e urbana e mi sono occupato della città dal punto di vista soprattutto politico e amministrativo. Questo è stato il mio approccio. Ora, oggi io vorrei fare prima di tutto una premessa anche lunga per poi arrivare a fare delle proposte, cercando di rompere alcuni schemi, alcuni pregiudizi che noi abbiamo nel leggere, nel vedere la città, nel comprenderla. A me, proprio venendo qui a via Colmoschino, via Colmoschin l'altra volta, 2 mesi fa e adesso, sono rimasto affascinato dalla diversità urbana che c'è in questo quartiere, che è un posto magnifico, anche se talvolta è sporco, talvolta non corrisponde agli schemi nostri, però è un luogo multietnico, molto diversificato, che a me personalmente affascina molto e secondo me è il vero e proprio senso della città. La città è un luogo dove si aggregano persone diverse. Un altro aspetto molto importante nell'analizzare la città oggi è il rapporto tra natura e cittadini, cioè la città una volta era qualcosa che usciva dalla campagna, qualcosa di diverso dalla campagna. Oggi noi siamo riusciti a eliminare dalla città quasi tutti gli aspetti naturali, quasi tutti gli alberi, pochi parchi, pochi fili d'erba e mi ero portato qui proprio per iniziare l'inizio di un famoso romanzo, del più bel romanzo di Tolstoi, che non è Anna Karenina, non è Guerra e pace, ma è, chi lo sa dire, Resurrezione. L'inizio di Resurrezione è veramente il modo in cui noi, che è anche messo qui come esergo di questo mio libro, di come noi dovremmo percepire la città. Vi leggo queste poche righe. Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia di migliaia in un piccolo spazio, cioè la città, cercassero di deturpare la terra in cui si accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre perché nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo d'erba che riusciva a spuntare, per quanto esalassero fiumi di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli alberi e scacciassero tutti gli animali e gli uccelli, la primavera era la primavera anche in città. Il sole scaldava, l'erba riprendendo vita cresceva e riverdiva ovunque non fosse stata strappata, non solo nelle aiuole dei viali, ma anche fra le lastre di pietra e betulle e pioppi e ciliegi selvatici. E continua così, descrivendo la città di Mosca della fine dell'Ottocento, quando ancora forse si riusciva ad avere qualche piccola erba che usciva tra le lastre. Oggi noi siamo riusciti a trasformare le città in delle colate di cemento e di acciaio, molto più che certamente un secolo e mezzo fa. Ecco, ora una delle cose che noi dovremmo cominciare un po' a pensare è anche il rapporto nella città tra umanità e natura, che è una delle prime cose. Voglio anche citare un altro
racconto che forse conoscete, quello di Pirsig, l'arte di riparare lo zen e l'arte di riparare la motocicletta. Non è un libro, cioè niente a confronto con Tolstoi, non è un libro neanche che mi piace molto, ma c'è una frase molto bella in cui lui viaggia nel West e si rende conto che, con una frase importante che finisce: nessuno si preoccupa più di mantenere lo spazio in modo ordinato, la terra non ha più valore. Ecco, potrebbe essere qualcosa che riguarda anche noi in questo momento. Allora, siccome la presentazione di 45 minuti, tu frenami se vado oltre, perché non ho l'orologio, non ho guardato. Te lo metto io l'orologio. Va bene. Perfetto, alle 4 devo finire, va bene, ma vedrete che finisco anche prima. La mia presentazione allora la voglio fare su 3 aspetti o 4 fondamentali. Prima di tutto voglio parlare del provincialismo delle metropoli. La seconda parte sarà che la città, così come noi la percepiamo, è stata assimilata, l'uso nella definizione della città, sono state usate tante metafore: la città macchina, la città organismo, addirittura un architetto ha detto la città è un sogno. Io, da geografo, da sociologo e soprattutto da politico, come studiosa della politica, io la città la voglio definire come un desiderio di quello che noi vorremmo ma che ancora non abbiamo. Arriveremo su questo. Il terzo punto che vorrei affrontare è da dove nascono questi grossi problemi che noi abbiamo nella città. E il punto che elenco che ho segnato, il sottotitolo è il cancro della mobilità. Una mobilità perversa, sbagliata, è quella che ha portato a gran parte dei problemi urbani di oggi. Tutti questi aspetti portano alla cancellazione di un aspetto fondamentale nella nostra società, nella nostra vita, ed è l'assenza, l'abolizione, la cancellazione delle comunità urbane, dei quartieri, delle parrocchie, del fatto che noi viviamo nelle città ma in modo separato, ognuno ha la sua vita, difficilmente ci relazioniamo con altre persone, e contemporaneamente con le altre persone ci relazioniamo, abbiamo i nostri amici, però questa relazione, questa comunità non è legata al territorio, sono relazioni che non prevedono una vicinanza fisica. L'ultimo punto è il fatto, che è anche quello che porta poi a fare anche le proposte, è l'assenza di qualsiasi transizione, è collegata a quello che dicevo prima dell'assenza delle comunità, che oggi come oggi è stato cancellato da ormai molti anni, perché non è una cosa degli ultimi 10-20 anni, diciamo nelle città moderne, quindi da 50 anni, 80 anni fa, è stata cancellata ogni transizione tra pubblico e privato, e quindi esiste una grande mancanza di identità, e quindi ritorniamo col punto iniziale, che era quello del provincialismo delle metropoli, e proviamo un po' a spiegare cosa significa. Ora, perché vivere nelle metropoli, ma anche a Mestre, anche a Padova, che non sono vere e proprie metropoli, ma stanno diventandolo, o sotto molti aspetti viviamo già come se fossero delle metropoli. Una volta era facile definire cos'era Mestre, cos'era Padova, cos'era Marghera. Quando noi eravamo, gran parte di noi eravamo piccoli, la città finiva in modo netto a un certo punto.
Io sono arrivato ad abitare, prima abitavo in un paese di montagna, poi sono andato a finire a Pavia e poi sono venuto a Padova. Sia a Pavia che a Padova negli anni 60 noi vedevamo passo per passo la conquista della città di dei territori agricoli tutto intorno. Cosa comportava questo? Comportava una grande dispersione urbana. Una volta, mentre oggi abitare in centro in gran parte delle città costituisce insomma è caro, perché sono posti ben tenuti in genere, il centro storico è fortemente attrattivo di capitali, di investimenti, e quindi le abitazioni sono care. Io ricordo benissimo, e anche penso molti di voi, quando nei centri della città vivevano i più poveri, o viveva una grossa componente di proletariato, di persone che a stento riuscivano ad avere un bagno privato, che avevano case fatiscenti, e il loro sogno era quello di trasferirsi nelle periferie. Alcuni quartieri periferici sono stati realizzati con criterio e in modo discreto, ma la grande disastro che è stato commesso, diciamo, nelle nostre città medie, venete, emiliane, toscane, alcune periferie sono sorte in modo abbastanza equilibrato, con alcuni problemi, alcune altre un po' migliori, ma insomma il problema delle periferie è stato nelle grandi metropoli. Nelle nostre città le periferie sono esplose, ma il vero problema non è stato la periferia di Mestre, che non conosco benissimo, o la periferia di Padova, di Vicenza. Il problema è stato quando si è andati oltre la periferia, al di là dei confini comunali, quando ci si è dispersi su dei territori sempre più ampi, dove si sono insediate quartieri, nuove lottizzazioni, dove perché il prezzo della terra, la rendita fondiaria era più bassa, si poteva comprare una casa a minore prezzo. Ma quando tu paghi qualcosa di meno, vuol dire che in qualche modo o hai di meno, oppure qualcuno ci mette qualcosa. E perché alla gente era permesso, a gran parte di noi è stato permesso di comprarci una casa a buon prezzo, ma lontano dal posto di lavoro, lontano dal centro? Perché gran parte di queste necessità, del costo aggiuntivo, è stato scaricato sulla mobilità e sui trasporti. Io potevo prendermi una casa a 3 chilometri dal posto di lavoro dicendo va bene, tanto ci vado in bicicletta, in autobus, a piedi. Poi me ne sono presa una a 10 chilometri dal posto di lavoro e dicevo va bene, ci vado, che so, ancora in bicicletta o anche in macchina o con i mezzi pubblici, ma la mobilità complessiva cresceva continuamente. Ma cosa comporta il fatto di vivere nella metropoli anziché nella città? Ora, dal punto di vista dell'antropologia culturale si dice che il primate umano, la scimmia umana, è abituata a vivere in tribù, in gruppi di circa 80-100 persone. Se noi facciamo un elenco delle persone che conosciamo, con le quali interagiamo, più o meno raccogliamo una 60ina di persone che conosciamo, di cui conosciamo nome e cognome. Con alcune interagiamo di più, con altre di meno, ma la tribù urbana è fatta di queste persone. Queste persone però non dice, il numero non dice ancora niente di chi sono queste persone. Se noi c'è questi nostri, chiamiamoli amici, queste nostre persone con cui interagiamo, ce le andiamo a cercare in un'area vastissima come può essere la metropoli, come può essere un campo molto ampio territoriale, e come può essere a maggior ragione oggi sui social, dove addirittura lo spazio fisico non esiste, cosa finiamo per
per fare? Per andare a contattare, a trovarci con le persone che sono esattamente come noi. Cioè noi riusciamo a vivere in una metropoli, riusciamo a trovare tante persone che fanno più o meno il nostro stesso lavoro, hanno più o meno i nostri gusti, le nostre idee politiche. Cioè troviamo dei gruppi sociali, delle persone che si organizzano ma sono gli stessi. Questo è quello che succedeva una volta, non nelle città ma nelle campagne, dove erano tutti contadini, dove erano tutti, facevano la stessa cosa, e quindi mancava quella diversità urbana, quella diversità che invece si registra tipicamente nella città e che riesce a fare crescere intellettualmente, economicamente e soprattutto cambia in continuo la mentalità. Oggi vivere in una grande città, queste grandi dimensioni che noi stiamo raggiungendo, hanno portato a creare un grande, chiamiamolo così, usando una parola usata, provincialismo. Cioè noi se viviamo nella città emblematica come New York, a Manhattan, riusciamo a vivere con persone solamente uguali a noi e quindi non abbiamo nessuna interazione con altri. Diversamente succede quando si vive nelle piccole città, nei paesi, dove oggi come oggi esiste una maggiore diversità e una capacità eventualmente di elaborare. Quindi noi ci stiamo uniformando a dei gruppi sociali che non hanno nessun radicamento col territorio. Da questo derivano anche di conseguenza i problemi di ordine pubblico, i ghetti e anche il ghetto in cui noi stessi ci andiamo a mettere, perché non siamo più capaci, io parlo in generale, poi il singolo, ognuno ha la sua esperienza, ma non siamo più capaci di confrontarci con la diversità, e questo è un grande impoverimento culturale che abbiamo. È una cosa che io adesso sto predicando che non andrebbe fatta, ma io stesso, i miei amici, le persone che frequento appartengono o al mondo, diciamo, dei colleghi o al massimo al mondo dell'atletica leggera, perché da giovane facevo atletica leggera e ho questi amici. Ecco, diciamo che ho due comunità molto diverse, però sono sempre gli stessi. Non è che io uscendo di casa incontro non so, un idraulico, incontro persone diverse da me. Ecco, allora, perché la città? Allora qui nascono i problemi. Cosa vogliamo noi dalla città? Perché noi ci domandiamo come dovrebbe essere la città, come la vorremmo, come andrebbe pianificata, come andrebbe disegnata. Facciamo un giardinetto, facciamo un parco grande, oppure qualcuno no vuole tanti parcheggi. Come riusciamo a mettere insieme tutte queste cose se siamo così dispersi, così diversi gli uni dagli altri? Il risultato è che nessuno di noi è contento dell'ambiente in cui vive, perché nessuno di noi riesce ad avere un posto per sé, un posto ben definito. Quindi, perché ho definito la città? La città è di per sé, dare una definizione di una città e capirne come la vorremmo non è solo un problema, è problematico, cioè è una somma continua di problemi collegati in maniera strettissima tra loro, che vanno appunto dalla mobilità, che vanno dal verde, che vanno e che sono tutti, ciascuno collegato all'altro, non si possono separare. Di conseguenza la città, io dico, è un desiderio che noi non riusciamo a soddisfare, perché il desiderio per definizione è qualcosa che non si può soddisfare. Ma allora, proprio in questo campo, proprio in questa gap, in questa divisione, separazione, noi vediamo come
si inserisce la questione politica. La questione politica riguarda proprio la necessità di far esprimere ai cittadini, e non solo al singolo cittadino, ma anche alle comunità di cittadini, i loro bisogni e riuscire poi a metterli insieme per poter realizzare qualcosa che si avvicini alla soddisfazione del desiderio, anche se sapremo sempre che se la città è qualcosa di vitale, di qualcosa di dinamico, non sarà mai perfetta. E non deve esserlo, perché la perfezione porta poi alla stabilità. L'equilibrio di una città non è l'equilibrio di un tavolo con 4 gambe solide, è l'equilibrio di una persona che va in bicicletta, che deve ritrovarlo volta per volta, e per questo motivo l'equilibrio della città deve essere lo si ottiene attraverso un'azione politica continua. Quindi dicevamo, la città le città di oggi, le metropoli di oggi sono i luoghi più provinciali che esistano. In un articolo che avevo scritto avevo detto che non si sarebbe più dovuto citare una metafora molto importante che è in tutti i libri di geografia urbana e di pianificazione urbana. Il famoso, strausato come metafora, il quadro del Lorenzetti, sito nel Palazzo Ducale di Siena. In questo quadro è indicata la città come il luogo dell'ordine, del potere, il luogo dove tutto è regolato e anche bello. Siena è bellissima, la conosciamo, mentre la campagna è il luogo del disordine, il luogo della sopraffazione, il luogo della campagna più buia, peggiore, con le bestie feroci che attaccano gli uomini, con i ladri, con tutto. Ecco, oggi come oggi probabilmente le cose si sono radicalmente invertite. Noi abbiamo le città che sono il luogo del disordine, il luogo dove la parola molto spesso usata è stata le giungle urbane, perché entrare in una città, in alcuni quartieri della città, un po' anche questo mi sembra che non sia un granché, no? Tu non dici niente, è un quartiere... Sto facendo il discorso contrario al tuo, sto cercando di tirarla su. Ah beh, certo, la dobbiamo tirare su, è ovvio. A me questo quartiere piace moltissimo, ma però ad occhio, come essendoci arrivato così, mi sembra alquanto problematico in ogni caso. Ecco, no, diciamo, non è vero, no, è vero, non è problematico, insomma. A me piace tantissimo, ma forse di notte non ci farei un giro. Ecco, quindi le città si è alterata, l'ordine lo si trova altrove, ma non sappiamo dove, o si trova probabilmente in centri di potere che noi non conosciamo e che controllano l'informazione, che controllano l'economia, che controllano tutta anche la nostra vita in buona parte, ma non hanno un riferimento materiale, un riferimento territoriale. Da cosa è nata questa situazione? Le cause sono moltissime e gran parte di questa è proprio la società moderna che si è trasformata in questo modo. Appunto, dire che la colpa è trovare un solo colpevole o una sola causa di questa situazione sarebbe banale, sarebbe superficiale. Eppure diciamo, un colpevole maggiore degli altri lo possiamo rilevare
nella mobilità, nel modo in cui noi abbiamo risolto alcuni problemi della mobilità. Direi due cose: la questione della mobilità, di cui adesso vi dico come e perché è stata la maggiore colpevole, e poi direi anche una certa evoluzione socioculturale che ci ha portato all'individualizzazione, che ha portato le persone, le famiglie ad essere ciascuno di noi isolato dagli altri. Detto con uno slogan, in una parola, siamo passati dalla casa, dall'abitazione all'appartamento. L'appartamento in sé, lo dice la parola, cosa vuol dire? Appartarsi. E quindi una divisione netta di spazi tra il privato e il pubblico. Noi non abbiamo uno spazio comunitario, e su questo torno proprio alla fine. Diciamo invece subito la questione della mobilità. La mobilità ha rovinato, ha alterato profondamente la struttura delle nostre città. Una volta noi avevamo, se dovevamo fare qualcosa, lavorare, molto spesso la casa della bottega era sopra, casa e bottega erano vicine, il posto di lavoro, la casa la si cercava vicino al posto di lavoro. Mio padre, la mia famiglia stessa, ci siamo trasferiti un sacco di volte perché mio papà non voleva abitare vicino al posto dove lavorava e piuttosto si trasferiva con la famiglia. Adesso con le strade che sono state fatte, le automobili e tutto, probabilmente mio papà avrebbe fatto il pendolare, io avrei continuato ad abitare in questo paese di montagna in cui sono cresciuto, che era distante 40 minuti di macchina da dove mio papà, facendo carriera, si era trasferito per lavorare. Ecco, oggi come oggi si scarica tutta l'esigenza sulla mobilità e non sulla vicinanza alle nostre attività. Sono cose che possono cambiare, ma per cambiare deve cambiare anche molto la mentalità delle persone. Ora, un altro dei problemi della mobilità è che si è risposto regolarmente quando c'è stato tanta gente, tante persone sono affluite nella città e naturalmente dovevano muoversi, andare da una parte e dall'altra, anche perché poi si sono create strutture che erano basate a loro volta sulla mobilità, come i supermercati, i centri commerciali, che esistono perché si può andare fino a quelli, non perché siano la cosa più utile. Hanno anche i loro vantaggi sotto certi aspetti, ma la realtà è che le città si sono ingrandite e si sono ingrandite le aree metropolitane. Se noi pensiamo che il vero movimento migratorio epocale, che non ce n'è mai stato uno più grande di questo, non sono gli immigrati di oggi che arrivano da altri paesi, ma sono stati quelli dal sud al nord da una parte, ma non solo, ma anche dalla campagna alla città. Quasi tutti, se facciamo una cernita di noi, voi siete veneziani, non lo so come, no, non sono tutti veneziani, penso, buona parte dei genitori sono nati in paesi di campagna, dei vostri genitori, quelli della nostra generazione, o addirittura noi stessi ci siamo trasferiti in città tra gli anni 50 e gli anni 60 e c'è stato un afflusso enorme nelle città, quindi e mentre una volta si diceva Vicenza ha 70.000 abitanti
ed era finita lì, perché Vicenza finiva lì, Treviso ne ha 60.000 e si era sicuri che quelli erano gli abitanti della città. Oggi quando ti dice ma quanti abitanti ha Vicenza? Beh, la città ne ha 70.000, ma l'area metropolitana ne ha 200.000. E poi però quest'area metropolitana non si riesce nemmeno a quantificarla, perché dove la facciamo finire? Dove va? E noi quotidianamente, a proposito di mobilità, noi lavoriamo in un comune, andiamo a divertirci in un altro ancora e alla fine dormiamo in un altro. Magari dormiamo nel comune, cioè l'attività socialmente meno importante, che è quella di dormire, perché non facciamo niente sì, dormiamo in poche parole, la facciamo nel comune in cui votiamo, mentre vale a dire che la nostra casa è nel comune dove noi svolgiamo una parte ridotta della nostra attività quotidiana. Mentre non abbiamo nessuna autorità, nessun collegamento con le amministrazioni, con la possibilità di altri posti significativi della nostra vita. Per cui anche i confini amministrativi, anche la partecipazione al voto e al territorio diventa qualcosa di fumoso, di problematico, che non possiamo dire, tanto più che dal punto di vista proprio amministrativo sono stati aboliti in molte città i consigli di quartiere ad elezione diretta, si è dissolta la capacità aggregativa che avevano le parrocchie e le chiese nel creare comunità e nel fornire servizi. Di conseguenza abbiamo cancellato le basi stesse della partecipazione civica. La mancanza di partecipazione civica dipende anche dalla nuova forma urbana che si è formata. Come possiamo fare una partecipazione civica se non sappiamo dove veramente abitiamo? Questo è un problema che va affrontato in un modo o nell'altro, su cui dobbiamo riflettere. Bene, per la mobilità per molto tempo si è detto sì, risolviamo la mobilità cercando di aumentare le strade, aumentare i posti in macchina. Poi si è pensato no, sarebbe più efficiente fare il trasporto pubblico, allora abbiamo fatto più trasporto pubblico, più strade. A Padova stanno costruendo un nuovo tram, ma in modo geniale hanno fatto un disastro, perché hanno asfaltato delle ampie aree verdi, un vero e proprio parco, è diventata una vera e propria autostrada con cemento, acciaio, pali, uno scempio vero e proprio. E tutto quello che sanno dire è ma questo intervento è fatto per l'ambiente, perché ridurremo così la gente che va in macchina, che non è vero, assolutamente. Ridurranno, perché non è mai successo che l'aumento di trasporto pubblico abbia ridotto il traffico privato, soprattutto se tu aggiungi una possibilità cioè o fai il tram dove c'erano le strade al posto delle strade, e anche in quel caso riesci forse a ridurre un po' il traffico, ma se lo fai in aggiunta alle strade, perché che non le chiudi e asfalti e fai passare il tram non dove vivono le persone, ma dove vivono i conigli selvatici e dove ci sono gli alberi, è chiaro che non risolverai mai niente. Ma soprattutto la mobilità è un processo inflattivo. Più tu fornisci, costruisci strade
aumenti l'offerta di mobilità, più i problemi si scaricano sulla mobilità, più ci sarà mobilità. Lo racconto con un aneddoto: quando fu costruita la terza corsia tra Padova e Venezia e poi il passante, una volta mio papà, che abitava a Venezia, abitava in centro Venezia, mi venne a trovare a casa e di solito quando doveva rientrare prendeva il treno e andava a casa regolarmente. Quando è stata fatta la terza corsia, mio padre cosa ha detto? Beh, dai, dammi un passaggio fino a Piazzale Roma, tanto ci metti 20 minuti. Ecco, qual è stato l'effetto di aver allargato la terza corsia dell'autostrada di Padova-Venezia? Semplicemente che più persone, io compreso e mio padre, abbiamo usato la macchina. Ecco, ora qui non si tratta soltanto di accontentarci di stare incolonnati in fila in macchina, ma di ragionare in termini non soltanto di aumento dell'offerta di mobilità, ma di riduzione del bisogno di mobilità. Oggi come oggi ci sono migliaia di persone che pendolano facciamo l'esempio, da Padova a Mestre, e altre migliaia di persone che pendolano da Mestre a Padova. Una riorganizzazione del mercato del lavoro o una razionalizzazione potrebbe benissimo portare a una riduzione del 5-10% del pendolarismo inutile e penoso. Mi si è chiuso la frase famosa della Maria Rosa Vittadini, no? Non aumentare l'offerta ma ridurre la domanda. Questa è la base, ridurre la domanda, e lo si può fare. Io questo lo dicevo già 20 anni fa, se vuoi, ed è provato che dicevamo questo. È proprio la Maria Rosa Vittadini, con lei presentammo il mio libro a Reggio Emilia, se non sbaglio, sostenendo questo punto. Ma questo non è che succede solo in Italia, perché anche sulla mobilità, quando noi lodiamo, in Danimarca, in Olanda vanno tutti in bicicletta, ma che bello, hanno le piste ciclabili. Sì, hanno anche le piste ciclabili, ma vanno anche in macchina, hanno dei grossi problemi anche loro di parcheggio, di mobilità. Sì, sto finendo. Infine, così anche diamo tempo per qualche intervento, quindi riaffrontiamo il problema della mobilità, non solo pensando al dualismo trasporto pubblico, trasporto privato. Il trasporto pubblico è sempre buono e quello privato è sempre cattivo. Oggi come oggi forse bisognerebbe rivedere questa dicotomia. Il trasporto pubblico non risolve i problemi, anzi sotto certi aspetti li può persino aggravare, e così come è organizzata la tecnologia di oggi, sarebbe molto più facile intervenire con mezzi di minore impatto ambientale, o addirittura il trasporto privato rivisto e ripensato potrebbe essere molto più efficiente di quello pubblico. Che l'idea che il trasporto pubblico sia la soluzione dogmatica ai problemi della mobilità e del traffico lo conferma persino il Papa, che nella sua enciclica Laudato Si, che gliel'hanno scritta dice bisogna fare più trasporto pubblico. Ma chi l'ha detto? Cioè, questa sembrerebbe la soluzione del problema. Noi partiamo sempre dall'idea, e su questo vi prego di riflettere, che molto spesso noi partiamo, invece che affrontare ed esaminare il problema come sto cercando di fare io sulla mobilità, si può fare molto meglio, ma invece che partire dal problema partiamo dalla soluzione. Noi abbiamo la possibilità di fare trasporto pubblico e finanziarlo, e tutte le lobby che premono per queste forme, e non partiamo invece da dire quale problema tu risolvi con il trasporto pubblico. Dobbiamo vedere altre cose. Ora concludo dicendo che con l'ultima parte abbiamo visto
provincialismo delle metropoli, abbiamo visto che le città non esistono più, sono aree di dispersione urbana, di aree di insediamenti vari dove noi vaghiamo. Una volta la città era il posto in cui si viveva, oggi è un'area indefinita in cui ci muoviamo continuamente. Vediamo, e quindi abbiamo parlato del provincialismo delle metropoli, e vediamo invece anche l'aspetto più, diciamo, proprio architettonico delle nostre strutture. Ho già accennato al fatto che noi viviamo oggi nell'appartamento. L'architettura moderna, che non è quella di adesso, diciamo l'architettura diciamo del Novecento, è nata con l'idea proprio della separazione tra pubblico e privato. Ebbene, questa separazione tra pubblico e privato ha una sua esemplificazione nell'idea dell'appartamento. Tu in privato puoi fare quello che vuoi, la privacy è super rispettato, almeno si cerca, ma mentre in pubblico devi obbedire, essere legato fortemente a delle regole anche burocratiche, tanto che l'emblema della città moderna è, si dice, il semaforo e l'orologio, cioè abbiamo degli orari ben stabiliti come quello in cui io devo parlare e il semaforo che tu come un automa, quando è rosso ti fermi, quando è verde passi, non c'è come si dice la parola? Beh, insomma, un autoequilibrio in cui le persone bene o male riescono a convivere senza degli ordini, senza delle situazioni diciamo burocratiche o oppressive. Quindi anche nel disegno delle città, sebbene gli architetti postmoderni o gli architetti abbiano provato a creare delle fittizie aree di transizione, facendo qualche piccolo portico, qualche cosa che poi sono diventati, il più delle volte sono falliti questi tentativi lodevoli, ma impossibili da realizzare perché il problema stava nella società che vi vive. Invece sarebbe opportuno, ma non è facile e sarebbe importante creare una diversità, qualche spazio intermedio tra il pubblico e il privato. Cioè, noi abbiamo ci sono gli spazi pubblici che sono solamente pubblici e ci sono gli spazi privati che sono solamente privati. Nelle nostre città non esiste uno spazio diciamo comunitario, uno spazio in cui noi ci riconosciamo, nel quale possiamo vivere senza che con delle regole diciamo nostre, con delle capacità che la comunità stessa riesce in qualche modo a elaborare. Noi pretendiamo un'assoluta conformità all'idea predominante, alla burocratica, alle leggi dello Stato, del comune, in certi comportamenti, e mentre nel nostro privato ci sentiamo disposti, liberi, anzi pretendiamo di essere liberi di fare quello che vogliamo. Se noi guardiamo le città del passato, queste città avevano una forma completamente diversa, a parte che erano le mura che la definivano e quindi c'era un dentro e c'era un fuori. Oggi come oggi c'è un dentro e un fuori a livello solo di appartamento, perché per il resto non abbiamo luoghi tipo una loggia, un porticato, una zona dove io posso entrare, ma non tutti possono entrare, entrano solamente quelli che appartengono alla mia comunità, tipo anche i nostri condomini. Sì, esiste il condominio, ma sono dei piccoli spazi, non dei veri quartieri. Ecco, ora studiare questa forma di transizione e queste società, cito, se mi permettete, il titolo di un mio libro ormai di 15 anni fa, 16 anni fa, che ho titolato Città flessibili, cioè le città in cui esistono degli spazi in cui coordinarsi. Concludo dicendo che la soluzione
sarei stupido e contraddirei me stesso se dicessi che io ho la soluzione, ma siccome sono un po' stupido vi provo a dire una soluzione che avevo proposto come programma elettorale a Padova tanti anni fa. Era l'idea di ricostituire delle parrocchie laiche. È un'idea abbastanza stupida proprio, ve lo dico con tutto il cuore. Ecco, l'idea, se la vogliamo trovare come soluzione, ripeto, è sciocca, ha poco senso perché è difficile da mettere in pratica, ma il concetto non è stupido, il concetto ha senso perché la ricreazione di comunità urbane, di persone diverse tra di loro che vivono un determinato quartiere, che si confrontano, questa è una cosa verso la quale possiamo andare. Concludo e mi piacerebbe se qualcuno fa qualche domanda. Teresa ha già chiesto. Già chiesto? Teresa? Posso? Sì, vieni qua così ti prende Chico. Oh, scusate, sono un po' ammaccata. No, andavo giù. Così va bene? Perfetto, si sente Va bene. Io sono provinciale, perché vivo a San Donà di Piave, nella città metropolitana, e penso che l'ordine, quello che ha detto Corrado, sia un ordine sparso, assolutamente qualificabile da noi rispetto alla nostra mobilità e qualificazione. Quindi sono anche una donna, quindi si è qualificata. Sono anche un insegnante in pensione, cioè, già tutti sanno, donna, insegnante in pensione, non sanno che sono meticcia sicula. Quindi se noi dovessimo presentarci rispetto alla nostra mobilità e della nostra famiglia, io ho vissuto 1 anno e mezzo a Cambridge, 1 anno a Bologna, 5 anni a Bologna, 5 anni a Roma, e vivo a San Donà di Piave, dove il rapporto con Mestre Venezia, con Michele, è limitato tanto quanto io vivevo tra Cambridge e Londra. Solo che non è Cambridge e non è Londra. Allora, i territori, io vi consiglio un libro molto carino che si chiama André Gorz, che è uno che ha scritto, forse gli urbanisti lo conoscono, che ha scritto questo ordine sparso, sostenendo che il problema del paesaggio è un po' l'incesto, cioè qualcosa, questo sono degli amici, un giurista, un architetto, un sociologo e un architetto che hanno scritto questa cosa che riguarda la possibilità di valutare non solo personalmente ma collettivamente cos'è una smart city, odiosa per me che sono incompetente e ignorante digitale, quindi faccio già fatica a fare queste cose, è un land, è una città o territorio. Qualificarlo, io sono una giurista, infatti Corrado dice, sai, io sono un po' diversa da te perché io ho un altro approccio, io ho insegnato diritto e economia, ho dovuto insegnare diritti umani, e tutti parlano di queste parole di cui forse noi condividiamo con altri anche, però secondo me non ne condividiamo il senso. Cioè, cos'è un territorio? Io sono in città metropolitana, sono in una città, in un paese, sicuramente provinciale, come sono provinciali veneziani mestrini qualche volta, vero? Cioè nella loro qualificazione, però loro sono la città. Quando ho fatto difensore civico nel 97, avevo già 40 anni, una giurista, insegnante, mio papà era anche notaio, cioè venivo anche da, e mi dicevo come putea di campagna, fai quel che desideriamo noi altri, i maschi adulti bianchi con i baffi che levano nei luoghi di potere i decisori. Cioè voglio dire, poi le cose non cambiano tanto. Io che sono la differenza, se facciamo la differenza risorsa, bene. E quindi anche Mestre diventa interessante. Per noi Mestre, quando io ero adolescente, quando io mi trovavo con il nostro regista, e perché i nostri genitori si conoscevano a Torre di Fine, che era un posto bellissimo, poi dopo Mestre per noi era la città per noi di campagna, perché c'era Coin, perché c'era, ecco che il rapporto desideri, che non è vero, non si soddisfano, perché sono aspettative che le persone devono soddisfare per essere felici, quindi i desideri si soddisfano, poi bisogna vedere se il bisogno di soldi o altro si possono soddisfare, dobbiamo deciderlo noi. Allora io non voglio fare troppo perché sono prolissa, sono una giurista, burocrate creativa e soprattutto provinciale, però queste cose che ho io le ho già condivise con Carlo, con gli altri, quindi
Mi piacerebbe molto, scusate, che faceste a Corrado 2 o 3 domande, se avete capito tutto quello che ha detto, che è una cosa che, che la gente non fa mai. Cioè, io ho insegnato diritto e economia, mi chiedevano sempre, però oggi il problema è: siete sicuri che quello che lui ha detto è bello? E cosa vuol dire bello? È buono ed è utile? Perché il bene economico è una cosa che soddisfa un bisogno, è scarso e non si sa dove trovare, però se è giusto, cioè ha una regola e non è burocrazia, vuol dire che possiamo decidere noi, partecipazione, che cos'è la giustizia economica, e la giustizia economica vuol dire attribuire a ciascuno ciò che ha bisogno, non è pubblico, non è privato, è comune, è la terra che è di tutti. Altri? O altre? Ho finito. Allora, prego. No, Poi venire prima di lui. ti riprende. Sì, dai. Dai, venite davanti, per favore. Vai. Ma siate timidi, venite qua, vi riprendo. Coraggio, veloci. Abbiate pazienza, Vai. Vi siedete sul tavolo, così qua. Ti appoggi sul tavolo e noi ti può riprendere. Magari facciamo domande brevi così. Dai, sono brevissimi. rivolgiti a Chicco. Ciao. Ciao Chicco. Allora, io penso che una responsabilità di quello che è accaduto soprattutto in Italia con questo No, scusa, il microfono. No, silenzio. Scusa, non sento. Poi Mettiti un po' più indietro. Mettiti un po' più indietro. Sfilato il microfono se vuoi, sfilato. Grazie, scusa. No, per favore, tranquillo. Cioè, io penso che una grossa colpa di come sono finite le nostre grandi periferie e anche a non aver letto a livello sociale quello che stava accadendo nel territorio. Cioè, se noi prendiamo il quartiere Vian di Torino, è nato in funzione a tutta l'immigrazione che è stata assunta dalla Fiat per la manodopera. Difatti, se uno fa l'esempio, va a vedere il quartiere Vian di Torino, nomi piemontesi ce ne sono quasi più, ma la colpa non è di quelli che hanno avuto bisogno di trovare un lavoro, è della parte, io direi che la parte è divisa tra gli architetti e i sociologi. Lo stesso vale per quello che è capitato a Bolzano. Se uno va a Bolzano non trova più un nome tedesco a Bolzano, grazie alla pacificazione che hanno fatto quando hanno imposto a Bolzano alcune questioni, quindi e Bolzano adesso è diventato un casino. Quello che è capitato lo stesso a Mestre, quindi a questi livelli qua si è pensato a fare delle grandi piccionaie come la città, non si è pensato invece che chi abita nelle piccionaie ha anche bisogno di un bene comune, di un benessere, tra l'altro fatta con materiali scadenti, uno sente quello che fa pipì all'ultimo piano, fino al quinto piano, cioè non si è tenuto a conto. Mi fai segnare il tempo. Sì, ecco, io penso di lasciare spazio anche agli altri perché ecco, questo è proprio il mio pensiero. Così anche ti si sente. Buongiorno, io sono un ignorante sull'urbanistica, ma ho una domanda molto precisa invece sul tema della mobilità, perché dal suo intervento ho capito che il trasporto pubblico è, tra virgolette, un mezzo fallimento, così come sono dei fallimenti i parcheggi scambiatori che non hanno svolto la funzione che probabilmente si pensava potessero svolgere. Allo stesso modo creare dei grandi parcheggi è un altro problema, però domandavo, sulla base di quello che ho letto, se ad esempio delle esperienze come in alcune città della Francia è capitato di rendere il trasporto pubblico gratuito per i cittadini di quel territorio, diciamo, non possa essere una possibile soluzione, oppure rendere maggiormente, come dire, accessibile ad esempio alle mamme che hanno problemi di trasporto il fatto di parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta, cioè creare delle modalità per cui la città, il territorio, la città metropolitana è più utilizzabile dai cittadini senza l'utilizzo diretto, quando possibile, della macchina, o spingendo a usare, ovviamente devono essere gratuiti, i parcheggi scambiatori. Cioè il tema della mobilità, mi domando, siccome noi ci troviamo con delle strutture esistenti, costruite, che in qualche modo dobbiamo utilizzare, quali possono essere, a suo giudizio, dei possibili usi intelligenti che
che portano a soluzioni e non alla creazione di maggiori problemi. Michele mi sta dando fretta. No, va bene. Io sono d'accordo assolutamente con suo padre sul fatto dell'accessibilità ai luoghi. Penso che la civiltà nasca dove c'è l'accessibilità per chi ha più bisogno, l'inclusione di chi deve raggiungere la sua possibilità di vita e di relazione con gli altri. Su questo mia mamma è stata una grande insegnante di civiltà. Quando dovevamo trasferirci, perché le nostre case in centro a Mestre, case anche storiche, dovevano fare la prima, circa 40 anni fa, la prima dei progetti di destinazione, d'uso, zona direzionale, la zona direzionale che sarebbe stata Palazzoni, eccetera, da Mestre al centro di Mestre. Quindi un degrado pazzesco in una condizione abitativa di grande inclusione sociale, perché è fatta di case a 2 piani, la relazione tra i vicini, l'aiuto reciproco, la trasmissione generazionale, la possibilità anche di relazioni sociali in grado di soddisfare il bisogno anche di avere qualcuno, invece qualcuno oltre alla casa di un tempo che era una casa contadina con tante possibilità. La zia Scema raccurava il negodo, per dire, no? Quando è stato chiesto a Susegana, a un cieco sordo, di andare con i segni, la sorella gli ha fatto la direzione verso Vittorio Veneto, no? E lui ha chiesto: ci sono le corna, cioè ci sono i buoi? E ha detto no con la mano. Posso scopare l'aia? E la sorella ha detto no, e lui ha detto tieni. Cioè lui è rimasto là dove c'è la possibilità di trasmissione generazionale, di aiuto reciproco e di slarghi, quello di cui tu hai parlato, la possibilità, io lo chiamo slarghi, no? Della zona attorno. Quando si sono fatti i progetti, quando è stato presentato una grandissima, bellissima casa di riposo dal responsabile del Veneto del PC, che era una persona gradevolissima tra l'altro all'epoca, no? Io sono intervenuta dicendo: tu che mi presenti questa casa bellissima di riposo, quante carrozzelle ci sono nei corridoi? Tante. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno è confinato nella sua stanza e non ha accesso ai luoghi della socialità. Tu devi fare le case di riposo con lo slargo, devi fare le case con la piazzola, con lo slargo, devi impedire che i piani regolatori delle città escludano la campagna e i polli dalle città. Ci vuole un urban farm, una città urbana che sia anche campagna, perché quello che i vecchi non hanno destino e avrebbero un ruolo importantissimo è la trasmissione della conoscenza generazionale, della cura, di come ci si cura, di come ci si relaziona, di come si superano le timidezze. Questa è la civiltà. La civiltà è la possibilità di chi ha bisogno di accedere ai luoghi, i bambini verso i nonni, separati dai nonni. Ogni vecchio che va in casa di riposo è una biblioteca che si chiude. Io trovo costantemente il problema, mi occupo di cura, non per scelta, ma per necessità, e poi è diventata anche una scelta, una competenza è diventata, no? Però il problema è proprio che non sanno niente, le giovani donne sanno un pezzo di quello che ha detto la nonna, ma se io vado a vedere la pratica, la tecnica, la soggettività della tecnica applicata, vedo che non c'hanno. E quindi il problema è proprio quello di tornare alla relazione, all'inclusione. Io e mia sorella, che è qui, quando vengono i vicini di casa, ci siamo trovate a regalare la stessa cosa, una pianta di basilico da mettere sul balcone, là dove non c'è un giardino, non c'è nessuno, almeno una pianta di basilico da curare. In psichiatria aiutare una persona a uscire dal proprio chiusura, dalla propria sofferenza è regalare una pianta, perché almeno curando una pianta c'è il senso della vita, della morte, della sofferenza, della mancanza di cura. 2 minuti a Corrado per chiudere, perché siamo in ritardo. Ecco, chiudo, grazie per i 4 interventi che sono stati fatti. Devo una risposta alcuni sono stati interventi
però c'è stata anche una domanda ben specifica. Intanto io per tutta la mia vita praticamente lavorativa ho fatto parte di un gruppo di studi delle città europee, dell'est e dell'ovest, e vi assicuro che ci sono città che hanno risolto meglio alcuni problemi e altre che ne hanno risolte peggio. Le città italiane del nord sono città dove la qualità della vita e la soluzione dei problemi è sicuramente a un livello alto, non abbiamo troppo da invidiare alle città del nord europeo, anche alcune hanno fatto meglio, ma dovunque dovunque ci si muove in Europa, negli ultimi 30-40 anni c'è stata in inglese lo chiamano uno sprawl, una stravaccarsi della città in tutto il territorio. Quindi parcheggi scambiatori, sì, e tu hai dato delle soluzioni, sempre partendo però dal punto di vista che molte persone devono muoversi per andare a fare quello che devono, e i parcheggi scambiatori sono, tu a un certo punto hai detto aree verdi, no, non sono verdi, sono colate di cemento, perché saranno anche scambiatori. E il trasporto pubblico, io non ce l'ho contro il trasporto pubblico, come non ce l'ho contro quello privato, io cerco di vedere il problema, ma teniamo conto che quando noi costruiamo, per esempio adesso i tram, ferrovie urbane, metropolitane, sopraelevate, tutte queste cose, sì, e poi ci fanno vedere la fotografia che in bicicletta si occupa poco spazio, cioè in macchina le strade sono piene, in autobus un po' di meno, in tram ancora di meno, in bicicletta sono semivuote. Dobbiamo anche tenere conto che il trasporto pubblico magari funziona e riduce il traffico delle automobili nelle ore di punta, ma in gran parte del tempo viaggia vuoto e rimane lì, la struttura rimane. Il parcheggio scambiatore è lì fermo, cementificato anche quando è vuoto. Quindi nei calcoli e nelle valutazioni si deve tenere conto questo. Per questo non solo io, ma visto che hai citato Maria Rosa Vittadini che ha fatto dei piani del traffico, alcuni di noi, non siamo in molti, abbiamo sostenuto questa idea che l'importante è ridurre il traffico, non dobbiamo favorirlo. Se noi gli facciamo il parcheggio scambiatore, cosa che è stata fatta nelle più celebrate città del nord, va bene, in Olanda c'è una bella rete di trasporti metropolitani, però per arrivare a quelli la gente ci deve andare in macchina e ci va in macchina, e quindi il problema è stato anche di organizzazione degli spazi e del lavoro e di tanti altri. Non che non dobbiamo farlo, per carità, dobbiamo risolvere anche il problema dall'oggi al domani, le cose quotidiane, ma avere la prospettiva di cambiare. Oggi con le telecomunicazioni, e l'abbiamo visto con il Covid, si possono ridurre moltissimo i movimenti. Nel mio condominio ho 2 persone che lavorano, delle persone che hanno una certa, diciamo, sono dei manager di imprese importanti, quindi lavorano 2 giorni su 5, lavorano a casa e anche di più, quindi esiste la possibilità di ridurre il traffico. Quando negli Stati Uniti nel 2009 o 2008 il prezzo del carburante si impennò, in alcuni stati si decise di fare, e molte imprese ridussero le giornate di lavoro a 3 o 4 alla settimana, perché in America
tutto si basa sull'automobile, con la benzina a 4 euro al gallone, che per noi sarebbe poco, ma per loro era quadruplicata, non potevano non potevano più muoversi. Queste soluzioni sono possibili e sono soluzioni che poi si sommano nella direzione di non costruire più tram, non costruire più strade, non costruire più terze corsie, eccetera. Perché se riduci la domanda, riduci l'offerta, ma qui è la questione politica. Questo è quello che non vogliono, che non si vuole che si fare, perché il meccanismo è tale che ci sono degli interessi enormi per fare queste grandi opere pubbliche, le pedemontane, le pedemontane, ma anche i tram, ma tutto. Il tram di Venezia e quello di Padova sono due esempi di lobby che hanno imposto questa forma. Quanto alle piante, dov'è la signora delle piante? La signora delle piante, proprio stamattina leggevo che una mia amica pedagogista sta intervenendo in tutte le scuole di inserire le piante. E se io lo dico adesso con uno slogan, con una parola, che noi dobbiamo riportare, abbiamo portato la città in campagna, dobbiamo riportare la campagna in città. Finiamola così.